Grazie, direi che nonostante l'ora tarda possiamo dedicare un po' di tempo ad eventuali approfondimenti, domande che i presenti volessero fare. C'è un microfono che gira in sala, quindi basta che alziate la mano, il più coraggioso per primo. Grazie, una domanda per Alessandro Scudeler sulla 3.2 relativamente all'eventuale premialità di aggregazione nei progetti multipli, se è previsto un numero minimo nei progetti multipli di aggregazione tra i consorzi, così visto che non ho visto nello schema, e se per caso c'è, magari visto che non ho visto tanto bene il bando, una questione magari per il consorzio citato prima il Radicchio di Treviso, che nel bando precedente aveva fatto un progetto multiplo, se come dire si può presentare con altri prodotti o se ha una qualche vaga preferenza a presentarsi in domanda singola. Ok, grazie. Grazie. Se puoi passare il microfono davanti, che c'era già un'altra richiesta. Sì, Renzo Aldegheri, Copagri Veneto. No, è stato fatto un buon lavoro sicuramente riuscendo a raggiungere l'approvazione del PSR per primi in Italia. Qualche preoccupazione come organizzazione l'abbiamo per il protrarsi di questi tempi di approvazione di questi bandi, in particolare per quanto riguarda i giovani per il primo insediamento. Che stante i tempi presentati questa mattina rischiano quelli che sono insediati ai primi dell'anno, che sono qualche decina sicuramente nel Veneto, di non poter accedere alla misura. Anche qua era da vedere, qualche riflessione era stata fatta come organizzazioni, magari di accelerare eventualmente i termini, dando magari qualche 10 giorni in più per presentare le domande. Un'altra piccola osservazione è due preoccupazioni, una sulla scarsa flessibilità e gli aggravi burocratici presentati nelle misure, negli indirizzi procedurali. Mi riferisco in particolare alle varianti non sostanziali. Qui viene richiesto sempre un parere preventivo, anche qua bisognerà definire, magari circoscrivere un po' questo elemento. L'altro è sulla esigenza che ci sia massima chiarezza e trasparenza nelle procedure e negli impegni che le aziende devono adempiere per evitare, chiaramente, per avere adesioni consapevoli, evitare sanzioni e decadenze. Lo stiamo vivendo in questi giorni con i controlli sull'agroambiente, dove i centimetri, i metri, eccetera, stanno causando probabilmente delle decadenze o d'altro, e quindi l'adesione consapevole, un lavoro forte era stata fatta sicuramente dai dirigenti, la Barbara, Lazzaro, eccetera, e De Gobi e così via, però forse un compito anche nostro dell'organizzazione è che effettivamente siano consapevoli di quelli che sono gli impegni. Grazie. Altre domande? Facciamo l'ultima qui e poi... Prego. Grazie. Una domanda che mi è stata posta da un tecnico che probabilmente aveva già cominciato a interessarsi e a cui il dottor Andriolo in parte ha già dato una risposta. Riguarda la variazione della durata del periodo vincolativo nella nuova programmazione. In altri termini la questione è la seguente: chi beneficiario nella precedente programmazione, dovendo percorrere i 7 anni di vincolo, si trovasse ora al 5º anno, si deve sentire comunque vincolato a compiere l'intero periodo di 7 anni, oppure è in qualche maniera retroattiva la nuova quantificazione? Ecco. Direi che per il momento ci fermiamo qui. Franco, Alessandra. Grazie, sì, immagino che sia per la 3.2 la tua domanda, no?
Allora, intanto vengono date preferenze alle forme associative, nel senso che c'è il massimale di spesa, viene calcolato in base alla produzione certificata, eccetera, dell'anno prima, quindi maggiore il valore della produzione, maggiore è la spesa ammissibile. E poi ci sono i criteri di priorità sulla rappresentatività e sui quantitativi certificati, quindi chiaro che una ATS o un'ATI che raggruppa più soggetti e quindi più prodotto certificato ha punteggi priorità e spesa ammissibile più alta rispetto a un progetto semplice o... Sì, no, di ogni singolo prodotto, Sì, sì, sì. Sì, per evitare quel che è successo nel passato, che hanno partecipato consorzi che non avevano nemmeno 1 chilo di prodotto certificato. Era questo cioè vorremmo evitare questo, insomma. Allora, rispetto alle questioni poste dagli altri due interventi, allora, per quanto riguarda i tempi, sì, i tempi sono quelli che sono, quindi siamo ben consapevoli del problema. Verificheremo, però mi pare che la ricostruzione fatta in esordio di giornata dei lavori dal dottor Comacchio è stato esaustivo e chiaro, cioè abbiamo la seduta di giunta il giorno 23 di dicembre, gli adempimenti si chiudono alla giunta successiva dal punto di vista della numerazione, verbalizzazione e quant'altro, quindi andiamo al 29. I tempi tecnici, vabbè, se riusciremo adesso non ho presente il calendario, se riusciremo, si uscirà il prima possibile, però lì andiamo a cascare, Renzo, quindi non saprei sinceramente cosa inventare. Dal punto di vista della scarsa flessibilità, allora credo si debba dare atto che siamo ben consapevoli di essere rigidi, però che questa rigidità paga. Allora cosa cerchiamo di fare? Perché comunque è giusto rispettare la realtà e imparare dalla realtà. Il nostro tentativo è quello di dire sì, abbiamo delle rigidità, però ti mettiamo per tempo, a te potenziale richiedente, potenziale beneficiario, per tempo ti prospettiamo qual è il percorso da qui al 2020, quindi una calendarizzazione dei bandi, questa la faremo tra gennaio e febbraio, la pianificazione dei bandi, in modo tale che tutti possano essere informati e quindi sviluppare per tempo tutta quella preparazione, quella traduzione di un'idea in progetto, in modo tale che uno, se non ce la fa a prepararsi per il bando che scadrà, non lo so, a febbraio, a marzo, ripeto, se è nelle condizioni, possa avere la certezza che da qui ai prossimi 10 mesi, quindi speriamo per l'autunno prossimo, è già in cantiere il secondo bando di quella misura, oppure fra 2 anni, a seconda adesso del tipo di intervento di cui si ragiona, proprio per far sì di ridurre l'ansia da bando, perché è giusto, per carità, sono occasioni significative, importanti, lo vogliono essere, però per evitare la rincorsa dell'ultimo momento. Ecco, questo qua sì, perché poi nascono situazioni, come dire, progetti, domande che nascono male e proseguono peggio, ecco, ma non è colpa di nessuno, è evidente che se uno costringe in pochi giorni, in poche settimane ciò che ha bisogno invece di qualche mese, poi in corso d'opera c'è il bisogno della variante, ma non si può fare la variante, i tempi e qua, eccetera. Allora, noi stiamo cercando di prevenire, perché la cura è impossibile nei termini in cui è stata chiesta. Non mi voglio, come dire, non ci vogliamo tutelare dietro alla DG Agri che impone, alla Corte dei Conti. È una logica, anche se vogliamo, di programmazione di buon senso. Questo è uno strumento facoltativo, offre delle opportunità. La storia, ormai abbiamo tirato qualche numero del 7-13, su queste misure proposte oggi sappiamo che attorno al 50%, 60% sono i soggetti eletti, no? Molti chiamati, pochi gli eletti, il 60%, facciamo un numero tondo. Quindi c'è una responsabilità in capo a quel 60% di realizzare fedelmente ciò che hanno chiesto e proposto.
se non altro perché hanno ricevuto questa opportunità, questo importante strumento, a scapito del restante 40% di colleghi imprenditori, agricoltori, beneficiari vari. Quindi sotto questo profilo io esorto anche voi che rappresentate il partenariato affinché ci sia un'educazione, una consapevolezza. Le domande non possono essere buttate là, non solo perché sono richiesti 3 preventivi, computi con accuratezza, eccetera, ma proprio perché la domanda in sé è un progetto concreto che parte, non che subisce per strada delle variazioni. La tempistica che ho declinato, che peraltro è una tra le più tempestive d'Italia in termini di istruttorie, di risposte di pagamento, corrisponde al fatto che come Regione siamo ben consapevoli e quindi tutto il sistema regionale burocratico si mette in gioco per dire: guarda, noi comprendiamo lo sforzo che chiediamo ai beneficiari, ci mettiamo tutto il nostro per far sì che a quello sforzo corrisponda la fedeltà, la lealtà nel pagamento, la tempestività, la correttezza. Ecco. In modo tale che non si creino, per carità, che non si creino i presupposti, ecco, per problemi diffusi di questo tipo. Quindi colgo il tuo intervento, peraltro dandone atto della correttezza, della legittimità, per fare delle considerazioni un po' più ampie. Certo, un'altra attenzione che abbiamo dato proprio, ma credo condividendo, insomma raccogliendo anche una serie di istanze che dal tavolo verde, dall'assessore, dalla giunta sono arrivate in questi mesi, proprio quella di cercare di essere comunicativi, trasparenti, dire prima. Sicuramente abbiamo ancora molto di più da migliorare di quel poco che siamo riusciti a capire e a fare, però è un'attenzione proprio per evitare le situazioni incresciose che citavi. Speriamo, ripeto, di vedere magari qualche caso problematico in meno rispetto al passato. Per quanto riguarda l'intervento del collega Alessio di Avepa, allora sì, il tema probabilmente non si porrà solo per il periodo vincolativo, ma ci sono altre piccole o grandi cose che abbiamo fatto evolvere e che quindi potrebbero, così di primo acchito, come dire, consentire a qualcuno di invocare la disparità di trattamento. Sì, la legge prevede la disparità di trattamento laddove in quel momento la legge quella era. Nessuna norma, ma meglio, la maggior parte delle norme non è retroattiva né in un verso peggiorativo né in un verso migliorativo, a seconda poi dei casi specifici. Quindi, andando sul concreto, chi ha ricevuto il vincolo dei 7 anni rispetterà il periodo vincolativo dei 7 anni. Chi entra nel nuovo regime da questi bandi in poi sotto questo tipo di procedure dovrà rispettare i termini dei 5 anni. Peraltro, mi consentite di dire, siamo in un consesso qualificato, mi sembra già che siano termini vincolativi decisamente che tengono conto dell'innovazione, del progresso, perché come dicevo prima, se un progetto ha senso, ha proprio senso perché è un progetto che si proietta sul futuro, quindi 3 anni per le attrezzature, oppure i 7 anni precedenti o i 5 anni per le strutture mi sembrano dei termini assolutamente congrui per chiedere a quel soggetto che se è stato finanziato per fare quella cosa rispetti quella cosa, ripeto, anche in rispetto a coloro che magari il progetto se lo sono dovuti fare a proprie spese e senza questo importante ausilio. Prego Stefano, io ho finito. Beh, vediamo se ci sono altre domande. Eccoli, un'altra. Mi è stato chiesto di domandare se la recente legge sul turismo è finanziata da questo tipo dal PSR, quella sul turismo diffuso. Volevo chiedere un flash sulla misura 521 e sulla complementarietà di questi interventi con gli altri fondi che sono a disposizione dal Fondo di Solidarietà Nazionale, da eventuali fondi messi a disposizione da enti locali e da eventuali assicurazioni private dei produttori.
visti i tempi ristretti che ci saranno probabilmente per mettere in piedi le cose, insomma. Grazie. Beh, allora cominciamo. Sì, allora comincio io, poi passo la parola ad Alberto. No, noi il PSR finanzia il PSR. Noi teniamo conto su alcune misure della legge regionale in materia di turismo, in particolare del turismo, dell'agriturismo e del turismo rurale, la legge del 2013. Non finanziamo, cioè adesso a me non risulta, non so adesso, forse non colgo pienamente la richiesta, però noi non finanziamo la legge. Il PSR finanzia interventi e operazioni specifiche con i vincoli comunitari e con le regole comunitarie. Ne abbiamo tenuto conto, ad esempio abbiamo dei criteri di selezione su alcuni interventi che riconoscono la partecipazione di soggetti che aderiscono alle organizzazioni di gestione delle destinazioni in previsione futura, perché mi risulta che al momento forse 2 sono state riconosciute o sono in iter di riconoscimento in tutta la regione. Non escludo che il POR FESR, che ha una connotazione più spinta su certe tipologie di intervento di particolare significato anche per il turismo, abbia proprio degli interventi specifici come POR finalizzati al supporto alle attività turistiche. Ecco, questo sì. Noi sul nostro abbiamo alcuni interventi specifici della misura 7 che parlano di infrastrutture turistiche, ma sì, che vanno lette probabilmente a supporto dello sviluppo turistico, ma non sono strettamente collegate alla legge regionale in materia di turismo. Passo la parola ad Alberto. Sì, brevemente sulla domanda sulla misura 521, dovrà essere valutato il cumulo degli interventi che si attiveranno anche con gli altri strumenti di sostegno, decreto legislativo 102 da una parte e gli interventi commissariali che sono stati eventualmente attivati, per cui bisognerà nei limiti della spesa ammissibile, i famosi 500.000 euro che avevo citato prima, andare a valutare comunque che non venga superata la soglia massima, perché alcuni investimenti sono finanziabili fino all'80% del danno subito. Di conseguenza dovremmo valutare le varie forme di accesso al sostegno che il beneficiario andrà ad attivare e a richiedere. E di queste dovrà ovviamente fare cenno nel momento in cui presenta la domanda a valere sul PSR. Grazie. Riccardo, avevi... Ferme restando le fondamentali precisazioni fatte da Franco per quanto riguarda la demarcazione tra turismo che viene preso in considerazione dal PSR e quello che viene preso in considerazione dal POR, solo per ricordarcelo, quando si parla di ospitalità diffusa, di turismo diffuso in base alla recente legge regionale, si parla soprattutto dell'articolo 28. Nelle aree di montagna, le strutture recettive, le strutture che offrono servizi di interesse turistico possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di ospitalità diffusa secondo le disposizioni attuative della Giunta regionale, anche al fine di potenziare l'offerta turistica favorendo le sinergie tra imprese turistiche di aree omogenee. Le imprese che compongono l'ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituirsi consorzio, eccetera, eccetera. Ogni singola struttura ricettiva appartenente all'ospitalità diffusa rimane disciplinata dalla legislazione regionale vigente. I titolari e singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse. Fatta questa premessa, bisogna ricordare che nell'ambito della diversificazione vengono finanziati gli investimenti delle imprese agricole sensi articolo 2135 del Codice Civile.
o quei giovani che intendono insegnarsi e che nel momento in cui si insediano effettuano investimenti di diversificazione. Quindi in linea teorica taluni investimenti, qualora la fattoria didattica, l'agriturismo, qualora rientrasse nel turismo diffuso, in quanto attività di carattere turistico svolte dalle imprese agricole 2135 possono rientrare. Chiaramente l'albergo non gestito da un imprenditore dei sensi 2135 non può rientrare, quindi la linea di demarcazione, casomai dopo approfondiamo anche con i colleghi della sezione competente alla materia, leggendo anche le delibere applicative che sono fatte o che verranno fatte, la linea di demarcazione è quella del soggetto e della demarcazione tra uno strumento di programmazione e l'altro strumento di programmazione. Sulla 641, sulla diversificazione, io ho un paio di aziende agricole che vogliono attivare un percorso di produzione di birra, mi pare che sia la misura adatta, giusto? Perché il prodotto a un certo punto non è più agricolo, quindi è fuori dall'allegato 1. Grazie. Sì, non a caso nelle slide e anche negli esempi che di sovente facciamo nel momento in cui presentiamo in questa programmazione, presentavamo anche nella precedente programmazione la misura diversificazione che esiste da un certo numero di anni, noi facciamo sempre l'esempio dei birrifici aziendali agricoli, quindi partendo da produzioni aziendali, quindi almeno il 51% dei cereali che vengono trasformati devono derivare dall'azienda agricola. Non ho fatto l'esempio del whisky perché partendo anche sempre dall'orzo distico potremmo fare anche whisky. C'è anche la grappa, va bene anche la grappa. Bene, se non ci sono altri quesiti direi che possiamo chiudere. Franco o Andrea, volete fare 2 note di commento? Allora, diciamo che è stata la prima prova del nostro piano di comunicazione, dottor Contarin, va bene? E con questo chiudiamo perché abbiamo già tirato troppo lunga. Ancora grazie per la vostra partecipazione e buon lavoro a tutti. E visto che ci avviciniamo alle feste, anche buone feste, auguri.